Ricevere questa notizia certamente non era quello che mi aspettavo. Devo dire che il momento più difficile è stato quello di affrontare la mia famiglia, affrontare i miei figli che sono sempre cresciuti, li ho sempre educati con un principio di legalità. È amareggiato ma convinto di riuscire a spiegare tutto. Concussione, questa è l'accusa che sarebbe stata mossa all'assessore Diego Bonavina e al sindaco Sergio Giordani nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per la realizzazione della curva sud dello stadio Euganeo. Sindaco e assessore di Padova avrebbero sollecitato ai funzionari comunali coinvolti nell'inchiesta la fine dei lavori per consegnare alla città uno stadio ampliato e rinnovato, ma la procura stava indagando sugli appalti. Le indagini riguardano infatti anche 2 dipendenti comunali e 2 imprenditori che rispettivamente per 5 e 3 mesi non potranno contrattare con la pubblica amministrazione. Il reato ipotizzato per queste 4 persone è quello di subappalto non autorizzato. L'assessore Bonavina, dopo aver spiegato tutto alla sua famiglia, è pronto a fornire la sua versione dei fatti ai magistrati. Sono a disposizione, come lo sono sempre stato, nei confronti dell'autorità giudiziaria perché io vorrei, e lo ribadisco, vorrei spiegare quali sono anche le mie ragioni. Anche il sindaco Sergio Giordani, in una nota ufficiale, ha affermato di essere sereno, convinto di essersi comportato nel rispetto della legge e pronto a chiarire la sua posizione nelle sedi opportune. Nel frattempo, sia il primo cittadino che l'assessore rigettano ogni strumentalizzazione politica con le opposizioni che hanno già fatto sentire la loro voce polemica. Io so come mi sono comportato, devo rispondere alla città e questo farò sicuramente. Ma adesso fare un passo indietro oggi lo trovo assolutamente una cosa sbagliata nei confronti della città.